Voltiamo pagina, ma restiamo a parlare di formazione, anzi di alta formazione, perché adesso andiamo a conoscere meglio che cosa sono gli ITS e che vantaggi possono dare agli studenti che intraprendono questo percorso formativo. Ne abbiamo parlato insieme all'assessore regionale Elena Donazzan. Sarebbe il caso intanto di chiamarlo Politecnico perché è la cosa migliore, nel senso che è ciò che più avvicina l'alta formazione al bisogno delle aziende. In effetti i dati occupazionali ci dicono così, cioè i ragazzi non fanno quasi in tempo a finire i 2 anni, si tratta di 2 anni con il 50% di docenti che vengono dal mondo delle imprese e le migliori e il 50% delle ore che vengono fatte in azienda. Ebbene, questi ragazzi hanno quasi tutti posto di lavoro. Arriviamo a tassi di occupazione che sfiorano il 90, 95, 98% in alcuni casi. I percorsi sono alternativi all'università e io credo che sia il futuro per le nostre imprese e per i buoni posti di lavoro dei dirigenti dei nostri territori. E peraltro una nota di merito e di plauso al Veneto: tra i primi 10 ITS in Italia valutati sui costi e sull'inserimento lavorativo, il Veneto è il primo con 4 ITS. Stiamo parlando di ITS, alta formazione. È il momento di ascoltare il presidente di un ITS, l'ITS Red, che sarà presente anche nelle prossime settimane a Job Orienta. Ma ascoltiamo dalla voce di Cristiano Perale quali sono ovviamente i vantaggi per chi si iscrive all'ITS e soprattutto quali sono gli sbocchi professionali. L'alta formazione è il futuro del mondo delle costruzioni, ma anche il mondo del lavoro in generale. Abbiamo bisogno di tecnici preparati ad affrontare immediatamente il mondo del lavoro con già esperienza. L'alta formazione prevede appunto un percorso formativo di 1200 ore in aula e 800 in stage. Quindi dopo 2 anni questi ragazzi sono in grado di entrare nel mondo del lavoro a pieno. Stiamo parlando con Cristiano Perale, presidente dell'ITS Red, al quale vogliamo fare molte domande. Quali sono i livelli di occupazione che possono ottenere i ragazzi che si iscrivono all'ITS? Quali sono i vantaggi e soprattutto perché è importante avere dell'alta formazione nel settore professionale? Il tasso di occupazione è pazzesco, proprio perché la qualità della formazione che stiamo dando è molto elevata. Le aziende, quando accolgono i ragazzi in stage, sono prontissime già ad assumerli. Il tasso di occupazione attualmente è dell'85% al completamento di corsi, quindi dopo 2 anni di corsi, quando escono, 8 ragazzi e mezzo su 10 sono al lavoro. Come anticipato ad inizio puntata abbiamo parlato della cittadella del geometra che sarà appunto ospitata da Job Oriente, e anche ITS Red sarà proprio nel padiglione 7 alla zona arancione, insieme proprio all'interno della cittadella del geometra. Chiediamo appunto all'ingegner Perale perché questa scelta. ITS Red sarà presente a Job Orienta, questo grosso evento importante a livello nazionale di orientamento ai processi formativi. All'interno c'è uno stand molto importante chiamato la cittadella del geometra nel percorso arancione, e ITS sarà presente insieme ai collegi di geometri veneti per presentare i propri progetti formativi. Si chiude anche questa puntata totalmente dedicata al mondo dell'orientamento e della formazione. Vi ricordo che saremo con voi anche la settimana prossima e che anche, se avete voglia di ascoltarci, potete farlo su Radio Verona la domenica alle 12:40 circa e in replica alle 23:30. Tutte le puntate sono visibili sul nostro sito www.lavoro-360.it e sulla nostra pagina Facebook. Elisa Tagliani vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di giornata con il lavoro a 360 gradi.